Assistente sociale Paola Pavani. Presidente e vicepresidente. Ok, bene, guardate qui, fermi ancora, bene. Oggi con la Villa Foscarini e l'ambiente. Grande sindaco Pasquale. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io il tuo presidente, sì io. Con l'equipo. Allora, per cortesia, i congedati dell'Arma che si vogliono accomodare alla mia sinistra, grazie. Che bello! Oh, ciao!
Guarda, non è che si fa. Scusami. Per cortesia il pubblico passerà a parte del qua. Signori del pubblico, per cortesia, se volete accomodarvi qua di fuori. A questo evento l'amministrazione comunale, i consiglieri, i dirigenti e gli uffici, la prima presidente del centro, gli ultimi educatori, i rappresentanti dell'Auser e delle associazioni anziane dei paesi vicini, tutti gli artisti e i soggetti che, in qualche maniera, contribuiscono alle varie attività, i fornitori e le ditte che ci sostengono, le associazioni di categoria, albergatori, commercianti, artigiani, eccetera. L'asso Arma che comprende tutte le associazioni di congedati, lo studio tecnico che allora progettò l'opera, il sindaco che allora la inaugurò, tutti gli assessori che si sono succeduti, le associazioni che trovano collocazione presso il centro, la Cometa, Donna 2000, eccetera. Questa giornata è fatta perché ci sarà l'alzabandiera di una nuova bandiera ed inoltre verrà scoperto un busto, un'effigie di Sandro Pertini, che è praticamente, chiamiamo, il nome cui è stato dato questo gruppo. Adesso la bandiera verrà portata da una bambina, presidente del gruppo, signora Palmira Vedelago. Con questo abbiamo praticamente rappresentato il futuro e il presente o il prossimo passato. La bandiera verrà consegnata al signor Gino Gerotto. Prego, volete venire avanti per cortesia? Onore alla bandiera. Attenti.
Allora, secondo un'antica poesiola scritta nei sussidiari delle scuole elementari di un tempo, i tre colori della bandiera avevano un significato. Il verde dei prati nostri italiani, il bianco per le nostre nevi perenni ed il rosso, omaggio ai soldati che sono morti in tante travagliate guerre. La parola, per cortesia, al vice sindaco assessore signor Rugolotto. Prego. Bene. Inizia oggi l'anno che ci accompagnerà al 2015 per il 25° anniversario dall'inaugurazione di questo centro, di questo importante centro Pertini. E vi porto i saluti del sindaco, della giunta, dell'amministrazione comunale, del consiglio tutto. E lo faccio volentieri dopo l'inno d'Italia. Abbiamo voluto fortemente che davanti a questo centro fosse innalzata per la prima volta il tricolore, per una ragione importantissima, per rinnovare quel senso di appartenenza e quel senso di comunità che vuole in qualche modo e sempre questo centro sottolineare e promuovere. Riconoscersi cioè nella comunità più ampia, la comunità appunto nazionale, perché a quella apparteniamo come iesolani, come veneti e come italiani. E questa unità nazionale è stata espressa anche dal Presidente della Repubblica, che ha voluto inviarci il suo messaggio dopo che dagli uffici è stato informato di questa nostra iniziativa in questo modo. Illustrissimo Presidente, il centro diurno per la terza età Sandro Pertini del comune di Jesolo, attivo dal 13 ottobre 1990, ha programmato per il 30 marzo 2014 la scopritura di una nuova effigie del Presidente Sandro Pertini, al quale il centro stesso è intitolato. Con l'occasione verrà issata la bandiera tricolore sul nuovo pennone e verrà eseguito l'inno nazionale. Prima della cerimonia interverranno per i saluti il Presidente del Centro, il signor Leone Pacuola, l'assessore alle politiche sociali Roberto Rugolotto. La cerimonia sarà semplice e sobria e sono state invitate le famiglie degli anziani iscritti al centro nell'intento di rendere il momento una festa per la comunità ispirata dall'amore per la libertà, l'unità nazionale, il tricolore, l'inno nazionale e la nostra Costituzione, di cui il 17 marzo ricorre la giornata nazionale. Sperando che l'iniziativa possa essere apprezzata dal Presidente della Repubblica, si porgono distinti saluti. E puntualmente, in data il giorno dopo, questo è stato il testo inviato dal consigliere del Presidente della Repubblica per gli affari interni e per i rapporti con le autonomie. Gentilissimo Presidente, la ringrazio per aver voluto informare il Capo dello Stato della cerimonia che si svolgerà il prossimo 30 ottobre per onorare la memoria del Presidente Sandro Pertini. L'iniziativa nel rievocare la nobile figura di uno straordinario protagonista della storia dell'Italia antifascista e repubblicana costituisce un'occasione per riaffermare i principi di libertà, di democrazia e di giustizia sociale dei quali Sandro Pertini fu un assertore instancabile, tanto per difenderli affrontò il carcere e l'esilio. Con tali sentimenti il Presidente Napolitano invia a lei, ai promotori, a tutti gli ospiti del centro diurno e alle loro famiglie un cordiale saluto, cui unisco il mio personale con viva considerazione. Giulio Gazzella, consigliere del Presidente della Repubblica. Nel ringraziare il Presidente ancora due considerazioni. La prima, abbiamo fortemente voluto, e li ringrazio della loro presenza, gli amministratori, gli assessori alle politiche sociali in particolare, l'ex sindaco, il signor Achille Pasquale, che quel 1990 ha avuto l'onore di inaugurare questo centro Pertini.
Abbiamo fortemente voluti per una ragione molto semplice, per sottolineare anche la continuità, la comunità di intenti a che questo centro effettivamente sia luogo della comunità, sia luogo pubblico, sia luogo dove si possa essere attivi e protagonisti della nostra storia nostra iesolana, della storia anche che va oltre i nostri confini comunali. Quindi ringrazio ancora loro per la loro presenza, la loro partecipazione. E poi ecco appunto sottolineare come questo sia un luogo pubblico cioè aperto, cioè a disposizione, un luogo dove tutti sono protagonisti, dove tutti possono essere attivi, dove tutti possono portare un loro contributo di idee, di esperienza, di consiglio. Ed è questo quello che succede ogni giorno dentro questo centro da quel lontano ormai 1990. Un luogo pubblico, dicevo, un luogo pubblico che continua a offrirsi alla città grazie anche all'interesse, alla quotidiana presenza e partecipazione del personale, del dirigente, della responsabile dottoressa Rossignoli, delle assistenti sociali, di tutto il personale amministrativo dell'ufficio delle politiche sociali di questa città di Jesolo, che da sempre hanno un occhio di riguardo, perché siamo tutti accomunati dall'idea e dall'obiettivo di far diventare sempre e ogni giorno di più questo centro un luogo vivo, vitale, un luogo davvero utile al bene comune, come tanto diciamo e come tanto vogliamo che si possa realizzare concretamente. E infine permettetemi di ringraziare tutti voi che di questo centro siete i frequentatori, siete coloro che lo rendono concretamente e quotidianamente vivo. Lo rendete vivo con la presenza, ma non solo, lo rendete vivo come, permettetemi di ricordarlo, come una volta erano vivi e utili quei filò che si vivevano nelle nostre campagne, che si vivevano nei nostri centri. Cioè un luogo dove si ascolta, dove si dicono le nostre impressioni, le nostre idee, dove si condivide momenti anche ricreativi, perché di tutto questo abbiamo bisogno noi cittadini e cittadini di tutte dei nostri centri, abbiamo bisogno di sentirsi sempre parte attiva della comunità, parte importante, e credetemi, voi siete davvero questa parte importante della comunità, per cui a entrare, e mi fa piacere che oggi siano presenti anche le associazioni d'Arma, che ringrazio della loro sempre puntuale presenza, della dignità e della così attenzione che dedicano a questi momenti di pubblico interesse. Li ringrazio perché è anche un modo per presentare a tutti questo centro, per farlo conoscere, per fare in modo che sia effettivamente riconosciuto da tutti come un luogo dove si sta bene, dove si vive bene, dove si riesce a portare tutto quello, ed è tanto, che abbiamo imparato, tutto quello che abbiamo sperimentato nella nostra vita. Lunga o corta che sia, è sempre un continuo crescere, ed è una ragione per la quale ancora anche questa amministrazione, come tutte quelle che l'hanno preceduta, dedicano il loro tempo, il loro interesse, la loro vicinanza a tutti coloro che qui dentro operano e qui dentro vivono le loro giornate. Grazie a tutti di questa cerimonia e lascio la parola al Presidente. Leone prende la parola l'ex sindaco, il signor Achille Pasquale, che come menzionato prima inaugurò questo centro, preferisce dire due parole. Grazie. Buongiorno a tutti, le autorità presenti, e mi sento particolarmente commosso di partecipare a questa grande manifestazione che ci ha visto noi come amministrazione allora poter dare alla città una struttura che potesse aggregare la nostra cultura, il nostro modo di vivere. E credo che tutti i presidenti che hanno fatto la storia in questo centro hanno partecipato attivamente e meravigliosamente all'aggregazione di tutta la nostra città, e pertanto mi sento anche commosso di tutto questo che
si è fatto e di tutto quello che il centro potrà fare. Importante per la città, e come cittadino ringrazio soprattutto tutti quelli che hanno collaborato, in particolar modo anche il presidente Pacuola, che ci ha dato l'opportunità di poter fare e dire a noi tutti che questo centro è un centro valido ed ha dato la risposta che noi volevamo alla città. Grazie a tutti e buona giornata. Ed ora la parola al nostro presidente, signor Leone Pacuola. Buongiorno a tutti. Prima di incominciare, porto via solo 2 minuti, volevo che la Rebecca, che è la nostra piccola mascotte che oggi ci ha dato una mano a portare la bandiera, offrisse questo omaggio floreale alla Palmira, che è stata la prima presidente di questo centro tantissimi anni fa. La prima. Un bel applauso alla Palmira Vedelago. Grazie Palmira. Salutiamo anche la Wanda, che è stata presidente fino all'anno scorso, oggi non è presente, per scelta sua, diciamo, perché ha avuto l'anno scorso un grave lutto e quindi ha ritenuto di non essere in mezzo alla folla, perché capite benissimo che sono cose che danno fastidio. Allora, torniamo a noi. Ringraziamo tutti quelli che oggi che hanno partecipato e sono qui presenti, le autorità, i comandanti dei carabinieri, della finanza, ho visto della polizia municipale, i rappresentanti delle associazioni d'arma, come diceva, le associazioni economiche, commercianti, artigiani, tutti quanti. Ringraziamo i nostri fornitori, i fornitori del centro, quelli che ci danno una mano. Oggi ci troviamo in questo centro che da anni è il fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale. I lavori iniziarono nel 1988, fu inaugurato, come diceva il vice sindaco, il 13 ottobre del 90, allora sindaco il signor Achille Pasqual, che abbiamo visto un attimo fa, prima presidente la signora Palmira Vedelago, vedova Vendramin, entrambi presenti abbiamo già visto. L'inaugurazione della bandiera e della nuova effigie di Pertini è il primo, come diceva l'assessore Rugolotto, il primo di diversi appuntamenti che ci porteranno a festeggiare il 25° anniversario nell'ottobre dell'anno prossimo, del 2015. Per noi è comunque una data da ricordare. Esattamente un anno fa l'attuale presidenza venne eletta a rappresentare gli iscritti del centro. Questa è una giornata di festa, di grande soddisfazione per il tricolore che da oggi sventola anche su questo sito. Grazie alla felice idea che ebbe subito dopo il nostro insediamento il vicepresidente signor Remigio Senno, che invito a venire vicino a me. Remigio, per piacere. Al quale va naturalmente il ringraziamento di tutti noi e per il quale è già stato dedicato l'applauso senza invito. Non vi elencheremo le numerose attività che vengono svolte quotidianamente al centro. All'interno c'è uno schermo sul quale gira in continuo una presentazione delle iniziative culturali, sociali e ricreative svolte nel corso del 2013. Tutte accomunate queste iniziative dall'obiettivo di una maggiore socializzazione fra i frequentatori del centro. È anche una giornata di festa perché, ancora dopo un anno, procediamo alla scopritura di una nuova effigie del personaggio al quale è dedicato il centro, Sandro Pertini, come diceva prima lo speaker Giuliano. Solo alcuni spunti su questa figura molto amata dagli italiani. Sandro Pertini, nato nel 1896, combatté sull'Isonzo durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1980, è sbagliata la data, fu condannato ad 8 anni di carcere. Esiliato in Francia, rientrò sotto falso nome, fu nuovamente arrestato nel 1929 e condannato alla reclusione e poi al confino. Liberato nel 1943, fece parte attiva della Resistenza italiana. Nel 1945 organizzò l'insurrezione di Milano.
fu sempre rieletto al Parlamento dal 1953 al 1976. Nel 1978 fu eletto Presidente della Repubblica e rimase in carica fino al 1985. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi la sua immagine quando ai campionati mondiali di calcio del 1982, dopo aver battuto la Germania per 3-1, gridava dalla tribuna: campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. I più anziani se lo ricordano, la Rebecca di sicuro no. Per Jesolo non bisogna dimenticare che sul decreto del 31 marzo 1983, istitutivo del titolo di città a Jesolo, appare appunto la firma del presidente Pertini. Egli è rimasto famoso per molte frasi celebri e per i suoi forti convincimenti ne citiamo solo alcune di queste frasi, 2 o 3. I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno da parte degli anziani di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo, dal discorso di fine anno del 1978. Un altro: l'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace. Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la strada della pace che noi dobbiamo seguire, dal discorso di insediamento alla Presidenza della Repubblica. Ancora solo una, perché già sanno moltissime. Sono al fianco di chi soffre umiliazioni e oppressioni per il colore della pelle. Hitler e Mussolini avevano la pelle bianchissima, ma la coscienza nera. Martin Luther King aveva la pelle color dell'ebano, ma il suo animo brillava della limpida luce, come i diamanti che i negri oppressi estraggono dalle miniere del Sudafrica, per la vanità e la ricchezza di una minoranza di pelle bianca. Anche questo è il discorso dell'82. Dicevo prima che procediamo alla scopritura di una nuova effigie di Pertini. Mi è stato fatto osservare, a ragione, che non si tratta di un'inaugurazione, come riportato sull'invito, colpa mia, bensì di una scopritura. In effetti noi oggi provvediamo a scoprire, a mettere in mostra alla vista di tutti un'effigie, dal vocabolario un'opera d'arte in forma di immagine, di dipinto o di scultura del personaggio nazionale a quale è intitolato il centro. L'opera d'arte che fra un po' potremo ammirare è uscita dalle mani sapienti di un artista iesolano, il signor Enzo Rizzetto, che invito a venire vicino a me e per il quale propongo un super caloroso applauso di ringraziamento. Allora, gli siamo grati, gli offriamo una tessera onoraria del centro, una roba che... e un libro sul nostro territorio. Grazie. Ringraziamo anche la famiglia di Ugo Cavallin, il quale a completamento dell'opera ha voluto regalare la colonna, il supporto sul quale è montato questo busto. Ringrazio nuovamente tutti i convenuti a nome degli iscritti che rappresentiamo e ci auguriamo che vi rimanga un buon ricordo di questa giornata. Grazie. Adesso entriamo per l'inaugurazione, per la scopritura del...
bellissimo, almeno a nostro giudizio, evento. E per ringraziarvi ancora una volta della vostra presenza. Quindi Buongiorno signor Paccola, tutto bene? Non sarai mai Devono venire fuori che noi altri non partecipiamo. Io non l'ho congedato io. E mi invece a me guardati che differenza. No, mi hai fatto tu riprendere a Sandro? A Sandro no? Che bellissimo! Stesso nome del nostro centro. Anche per la Porto Mari al centro dedicato ai Sì. Attenti a quei due. Ah beh no. La trovo... Guardati dal John. Ah, sa, so. Che trovai i numeri mi. Lo trovo da settimana io sempre. a casa dell'Italia, la stessa lunga. Grazie. Prego signori.